Maria. Il sindaco! Lei si deve candidare, sindaco. Dove? Non si può ricandidare. Come sta, sindaco? No, molto bene, sono contento, gustatisi, siamo veramente felici. A proposito... Senza ridere, che non è... Se ci viene scimpri, noi vorremmo comprendere, ma è un sindaco con la fascia. No. Sicuramente sei sonduso. In 13. E stai a Bobby, non tu monti. Che girava sono cose su De Bruso ancora. Come state? Tutto bene in paese? Tutto bene. Siamo molto contenti. Questi giorni scorsi ho fatto la benedizione delle palme. Bella, una bella festa. Manifestazione importante. Fate come tutti i paesi che vi riunite con la palma, l'ulivo, tutti si incontrano. E anche a Scaffigio sarà così come in tutti i paesi, la benedizione, cose. Manco una pizza. No, non è così a Scaffigio. No, in bidda, poche parole, ci abbiamo nella piazza principale, in Piazza Egresia, ci abbiamo una matte pramma comunale, una pianta grande, il prete appena si indipesa, faccio 6 mezzodì e quarto. Come mezzodì e mezzo, preti? Perché non la fa la messa delle 7 del mattino? Come? La messa, la prima messa non da fare? No, non devo cattare giusto, perché tutto su non fa intinuda, sta adesso deve traballare vettisso, quindi per risolvere questo problema io ho posto un maxi schermo, un saltare e proiettiamo le messe della domenica prima per... sta gente non sa parlare. No, sta gente da pannai all'inizio c'è sta parlando male, specialmente questa femmina che punta sempre che era fatta in cresia. Certo. È successo che aspettavo ore e ore aspettando questa comunione, però c'è la proiezione. Infatti io sto studiando in un metodo diverso. Vabbè, certo, ma quindi voi avete questa palma in paese. Il prete quando si sveglia si piega da su trattallo dessa cosa. Su trattallo. Da sta qua. E dice il trattallo? Come ti non c'è? Vabbè, quello per benedire. Quello per benedire. Aspersore. Dove che chiricchetto. Benedice la palma comunque e si andando. Poi gli uomini si debida, come si indivesa, accomodati, andano in presa igreja, li struncanta una nae, un ramo di palma. La strappano dalla pianta. La strappano. Ma con la zega dalla... No, a scardancatura. Lo prendono, lo portano a casa, come tornano a casa, scudano in sapovida o in sfilus, dipende da che. Ma sto scherzando, picchiano bambini e la moglie con la palma e fa male. No, ma non fa male. Come non fa male? La palma è benedetta, cioè. Che è benedetta però no, non in crescita, è benedetta, quindi tappannare, poi è un'usanza debita e non da rispettare, se non si usa manco bestia. Ha ragione. C'è da mancare. Ascoltatemi, no, io però volevo parlare con lei perché noi scherziamo, ci facciamo raccontare da lei quello che succede nel suo paese, però io so che lei è una persona impegnata anche a livello politico, uno che insomma tiene, certo, il sindaco è... Io volevo chiedere, tutte le polemiche che ci sono adesso, siamo anche un po' preoccupati perché hanno detto che il PIL è a crescita zero. Io vorrei sapere da voi a Scaffingio su PIL com'è? Cioè com'è il PIL da voi? Il PIL com'è da voi? No, da pannai, Occanno è crescendo bene. Siete controtendenza, siete crescendo. Perché dappertutto il PIL è a zero e da voi... No, un bid è crescendo, e tappannai dei blues. In base alle notizie che mi ha dato il vigile urbano. Perché è esperto di economia? No, è un guardone. È un guardone e mannava Occanno Gheniti adesso è meglio sicuro. Poi è fondamentale. Su PIL poi una ida è importante, comprendi? Il PIL fa crescere il paese, non crescere il paese e non solo il paese fa crescere. Un paese senza PIL. Un paese senza PIL e commenti, te devo suonare un incotte proccoso senza proccoso. Certo. Stiamo parlando del prodotto interno lordo. Cazzo, zerria documentosi, però su PIL e su PIL. Certo. Scusa poco, a proposito dei PIL, Alessia non c'è storia. No, era malata a casa. Non c'è. C'è data, quindi dispiace. Tacitra. Su dei PIL su chi sono? Vabbè, tacitra. Va bene. Ma ieri cosa avete fatto? Avete organizzato la domenica, cosa si fa a Scaffingio? Si mangia, si fa...
No, Gaste, zero. Qualche picchettata, no? Non abbiamo potuto picchettare nulla, poche parole, è successo un piccolo problema in famiglia, nella mia famiglia. Niente di grave, mi auguro. No, niente di grave, c'ho un nipote, questo nipote mi ha chiamato, ma no, zio, in poche parole, ha posto incinta questa picciocchetta. Ma no, pensaci tu, risolvi un po' le situazioni, perché non tengo su coraggio di una babba e mamma. Certo. Allora io, per non disonorare la famiglia, poi non fangare su nome né su sindaco, ho organizzato una pizzata, una pizzata con i parenti suoi e i nostri parenti proprio hanno posto questa Certo, quindi situazione. una pizzeria di Scaffingio che avete lì a Scaffingio. No, noi le prendiamo da Mogorella le pizze. Mogorella, quanto è distante? Beh, 120-130 km. Arriva a Tavrira si spizza, sa. Come? Arrivano fredde le pizze. No, su pizzaiolo le organizzavo. Le porta e le mette nel cofano davanti, nel motore, e arrivano gallentes. Bella, sa gallente. Una balossara a me. No, non è una banossata, è una cosa seria. Ma scusa, la pizzata com'è andata? Dunque, la pizzata è andata bene. Appena sono arrivate le pizze, mio nipote ha aperto su cartoncino e mi ha detto, zio, sta pizza è sta bruciata. E lei? Dopo un nipote caro, sai che differenza passa tra te e il suo pizzaiolo? E insomma, non d'uscio. Però manco una, nessuna. Insomma, una volta, dopo una volta, chi su pizzaiolo, di dia da poca da prima, sta pizza non si fu da bruciata. Cioè, se il pizzaiolo, Fedi, se il pizzaiolo l'avesse tolta prima, la pizza non si sarebbe bruciata. Infatti, dopo no, chi su pizzaiolo non di dia da poca da prima, sta pizza non si fu da bruciata. Chi tu non di dia sta poca da prima, ma non si fu sti pappendi sta pizza. Grazie, sindaco di Scaffingio! Grazie. Oh!